L'onorevole della Lega Nord Giancarlo Scottà, eurodeputato e membro della Commissione Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, è risultato ai primi posti tra gli europarlamentari italiani più presenti a Strasburgo e a Bruxelles, con il 100% di presenze. L'ex sindaco di Vittorio Veneto, attuale ambasciatore delle città del vino presso il Parlamento europeo, intervistato a Bruxelles, racconta ai microfoni di Vive TV come si svolge la giornata tipo di un europarlamentare. Non vorrei fare giudizi particolari, vi dico soltanto che si entra il mattino alle 9 o 8 e mezza, a seconda di quando decidi di entrare, stai in questo grande contenitore fino a sera, alla sera esci, vai in albergo e dopo a dormire. Si lavora tutto il giorno, si gira in commissioni, si incontrano persone, si incontrano lobby, quindi l'impegno c'è, la giornata passa velocemente, ci vorrebbero più ore, ma già sono più che sufficienti quelle che facciamo. La tua città ti manca? Molto, molto.